deciso di provare a fare il corso di ballo, a dire la verità ero venuta a Chi se baila perché volevo fare Pilates, perché mi avevano detto che per la schiena andava bene Pilates. Poi sono venuta per iscrivermi e ho sentito la musica e ho detto: ma perché devo fare Pilates? Voglio ballare, e quindi ho deciso in quel momento. Allora, ho scelto Chi se baila per il nome. Perché mi piaceva così, il nome mi ispirava a un posto dove ci si diverte, e infatti è così. In questa scuola ho trovato un gruppo di persone che hanno tanta voglia di divertirsi e quindi lasciano a casa pensieri, problemi. In questa scuola siamo tutti amici, anche magari se ci siamo conosciuti 10 minuti prima. Mi piace che i miei insegnanti sono non so se si può dire, ma dei rompiscatole, nel senso che vogliono aiutarci ad arrivare alla perfezione, chiaramente sempre divertendosi, e la cosa quindi non diventa pesante, però nello stesso tempo impariamo bene come si balla e non solo a muoversi in pista. La serata settimanale dedicata agli allievi è fondamentale. Io all'inizio non l'ho frequentata per questioni così, io magari non sono molto notturna, sarei più una persona che va a letto presto, e invece mi sforzo di venire perché imparo moltissimo ballando con persone diverse e avendo l'occasione appunto di ballare e basta. Consiglierei, l'ho già consigliato a dire la verità, Chi se baila qualcuno, perché proprio perché si unisce movimento, quindi salute, divertimento, e quindi antistress, e un bel gruppo di amici, quindi più di così penso che non si possa pretendere.